Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera abbiamo una dimostrazione plastica di come l'Italia dei sì non sia solo uno slogan politico, fatto salvo che la politica è anche comunicazione politica, vive anche di slogan che semplificano un messaggio e delle priorità che incarnano anche un legame sentimentale con l'elettorato. La patologia è quando la politica si riduce a comunicazione politica e quest'ultima sloganistica. È una, come dire, possibile effetto deteriore nell'era dell'agorà social. Invece stasera bisogna prendere atto, è cronaca politica, che nel Consiglio dei Ministri di oggi è stato approvato il decreto legge infrastrutture, ovviamente fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, che è il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e che era una delle priorità programmatiche della Lega, perché una delle direttrici su cui è più urgente segnalare una differenza rispetto a stagioni precedenti, le stagioni dei no ideologici, le stagioni del declinismo, le stagioni che vedevano le infrastrutture e la modernizzazione come, nel migliore dei casi, attentato a un ambiente astratto e divinizzato, non, come dire, in nome della sacrosanta tutela concreta dell'ambiente, ma in nome di una natura idealizzata e gretina che dovrebbe impedire ogni attività umana. O peggio, a volte le infrastrutture sono state anche viste come sentina di malaffare sempre e comunque. Ebbene, l'Italia dei sì vuol dire cambiare drasticamente paradigma rispetto a questi precedenti declinisti portati avanti dai governi a vario titolo della sinistra. Il governo giallorosso è stato l'apoteosi di questa ideologia declinista. Cosa prevede, scusate, il provvedimento? Anzitutto è un provvedimento strategico per sbloccare i cantieri, cioè sburocratizzare, che era una parola d'ordine della campagna elettorale del centrodestra. Cantieri, cantieri, cantieri. Altro che, come dire, inattivismo declinista. Semplificare i contratti pubblici, che sono attualmente un ginepraio anche poco rispettoso del fatto che poggiano sui soldi dei contribuenti, e potenziare i trasporti, elemento legato ai cantieri, perché alcuni dei disagi di queste settimane sono oggettivamente dovuti al fatto che l'Italia è piena di cantieri per rimediare a quest'ottica retrograda e antimoderna precedente, e indispensabili per avere un sistema infrastrutturale di trasporti all'altezza. E quindi efficienza vuol dire anche nuove costruzioni, vuol dire anche modernità, se no rimane esso sì uno slogan vuoto. E poi ci sono gli esempi concreti, ne facciamo solo due per dare l'idea della filosofia di questo provvedimento. Anzitutto c'è l'elemento che riguarda i Gran Premi di Formula 1 di Monza e di Imola, che finalmente non sono più visti per quello che indubbiamente sono, e cioè importantissimi eventi sportivi automobilistici, ma anche come veri e propri asset di sviluppo per l'economia nazionale, l'attrattiva nazionale, il sistema paese. Questo decreto legge ha stanziato 5,25 milioni di euro per quest'anno e 5 milioni fino al 2032 per la realizzazione di questi due Gran Premi, perché, virgolette, il governo riconosce la straordinaria importanza dei Gran Premi di Monza e Imola anche come fondamentali volani economici e vetrine internazionali per la Lombardia e l'Emilia-Romagna. Un altro salto di qualità oggettivo. Poi c'è la componente più probabilmente saliente dal punto di vista della notizia, perché è finalmente una svolta rispetto a decenni di immobilismo, il tema del ponte sullo stretto di Messina, ovviamente. Per cui il ministro Salvini ha annunciato che l'avvio dei cantieri, se passerà gli ultimi step di approvazione, è previsto per l'estate 2025. Elemento molto importante: oltre al ponte ci saranno 40 chilometri di strade e ferrovie su ambo i lati dello stretto,
Cioè non è vera la retorica per cui il ponte è una cattedrale nel deserto e il governo se ne frega dello stato delle infrastrutture convenzionali, premesso che se questo stato medesimo è indecoroso è dovuto a tutti i governi degli ultimi decenni, quasi tutti di sinistra, quasi tutti non votati, ma non è vero, perché il ponte al contrario innesca un sistema viabilistico infrastrutturale che dovrebbe fare le gioie di chiunque si è riempito la bocca con lo sviluppo del Mezzogiorno. Il guaio è che molti si riempivano la bocca con lo sviluppo del Mezzogiorno, ma facevano solo retorica meridionalista, che è un'altra cosa che non fa gli interessi dei cittadini meridionali. E quindi quest'estate è quella dove ci saranno gli operai per la precantierizzazione. Quindi si inizierà già a lavorare, si diffonderà già lavoro. Tutti questi elementi messi insieme ci fanno dire che l'Italia dei sì è oggettivamente una svolta, una cosa che non si vedeva da tanto, forse dai momenti migliori, ma ahimè troppo isolati, dei governi Berlusconi, ed è un esempio che a volte gli slogan sono anche politica. Grazie a tutti, a domattina.